Guardate con attenzione la signora vestita in rosso tra il pubblico. È lì con le mani incrociate perché suo figlio, un giovane promettente scacchista indiano, sta affrontando quello che è il campione del mondo di scacchi. E quello che succederà tra poco vi sorprenderà. La partita è finita con un pareggio, il campione del mondo aveva dolori alla pancia e ha chiesto la parità. A scacchi ci si può accordare per concludere una partita in pareggio. La mamma del giocatore indiano con la mano nei capelli crede che il figlio sia stato asfaltato dal giocatore più forte di scacchi al mondo in soli 5 mosse, ma non è andata così.